Sono 57.000 le persone non autosufficienti solo nella provincia di Vicenza, eppure le badanti in regola risultano appena 5.000. Sono dei dati che raccontano di un'emergenza, quella di tante famiglie che hanno delle persone anziane oppure con delle difficoltà e non riescono ad autogestirsi, che devono cercare qualcuno che possa prendersi cura di loro, ma spesso non riescono a trovarlo o non hanno le risorse per poter pagare queste persone. Con noi c'è Chiara Bonato, segretaria generale del sindacato dei pensionati della CGIL di Vicenza. Qual è la difficoltà maggiore delle famiglie? Vediamo tanti che diventano caregiver. Allora, la difficoltà maggiore delle famiglie di fronte ad un'emergenza che è quella dell'invecchiamento e dell'aumento della non autosufficienza è come prendersi cura di dei propri cari che invecchiano. C'è un problema di servizi pubblici che mancano, nel senso che i posti in casa di riposo non sono sufficienti, così come non è sufficiente l'assistenza che l'ULSS piuttosto che il Comune danno a queste persone. Sono 5.000 le badanti in regola, ma il dato delle badanti in nero noi logicamente non l'abbiamo, ma sono molte di più. E a fronte di questo ci sono circa 80-100.000 nostri concittadini nella provincia di Vicenza che sono caregiver, cioè che si prendono cura delle persone anziane non autosufficienti di famiglia. La maggior parte di queste sono pensionati, quindi la situazione più che è esplosiva, la mancanza o il costo delle badanti, ma è esplosiva la situazione degli anziani e degli anziani non autosufficienti e soprattutto delle famiglie di queste persone anziane. Infatti vediamo che tante famiglie o non hanno la possibilità economica di pagare una casa di cura, una casa di riposo, ma ci sono anche sempre meno posti. Ci sono sempre meno posti, i posti non sono assolutamente sufficienti, le rette sono enormi, cioè sono intorno ai 3.000 euro al mese e non tutte le famiglie se le possono permettere. Teniamo conto che stiamo parlando in molti casi di non autosufficienza grave, cioè quella che una volta era gestita dalle vecchie lungodegenze, quindi persone che sono gravemente malate, che sono in situazioni sanitarie e di salute molto, molto precarie, e quindi l'assistenza che è richiesta è un'assistenza anche di un certo livello. In una situazione davvero delicata che vede coinvolte tantissime famiglie. Noi ringraziamo allora Chiara Bonato, per il momento è tutto, linea a voi.